Il titolo è effettivamente particolare, uno potrebbe anche pensare che io mi potessi essere sbagliato, in realtà non è così, è un titolo ovviamente voluto, ampiamente voluto, è un percorso a ritroso nella storia dell'arte, partiremo con l'astrazione e anziché fare il percorso canonico, cioè dalla metà dell'Ottocento come in questo caso dovrei fare con la disponibilità delle opere e arrivare fino alla fine del Novecento, invece la mia idea, la mia intenzione è quella di fare questo viaggio camminando appunto all'indietro, partendo dalla pittura astratta e far capire, ma senza nessun modo di natura cattedratica, far capire attraverso un racconto perché siamo arrivati alla fine del Novecento o già dalla metà del Novecento alla pittura astratta e da cosa tutto questo sia nato, e per cui non da Van Gogh a Picasso, per identificare ovviamente due tra i nomi più celebri, fra i tantissimi nomi celebri che ci sono in questa mostra, ma far capire che il percorso va da un'altra parte.